La legge sulle unioni civili spacca la Marca, o meglio i sindaci, che si troveranno a breve a celebrare quello che di fatto è un matrimonio anche per coppie dello stesso sesso. Posizioni diverse per quella che comunque tutti indicano come una forzatura, perché la fiducia un governo di solito la mette per questioni pratiche e non etiche. Ma su un fatto tutti i sindaci sono d'accordo: la legge è legge e va rispettata, come ognuno ha la propria ricetta. Si parte con chi proprio non metterà la fascia davanti a promessi sposi dello stesso sesso. Né il sindaco di paese né gli assessori della sua giunta celebreranno mai un matrimonio tra persone dello stesso sesso. E chi celebrerà allora qui a paese? Ma evidentemente ci sono i funzionari che avranno la delega per fare ciò e rispettare la legge. Poi c'è chi, obtorto collo, li celebrerà con la morte nel cuore, anzi sul braccio. Se dovrò celebrare un matrimonio tra due persone dello stesso sesso, lo farò con il lutto al braccio, in segno di protesta rispetto a questa legge, ne ho approvata in Italia, che non mette al riparo sicuramente da pericoli come stepchild adoption piuttosto che da utero in affitto. L'iter con il quale si è arrivati all'approvazione di questa legge è una prova di forza del governo Renzi, che sicuramente non avrebbe trovato i numeri per un'approvazione seguendo la normale procedura parlamentare. Infine c'è chi i matrimoni li celebrerà senza nessun problema. Sì, perché volente o nolente sono costretto. Poi si tratta di capire anche se sarà un cosiddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal sindaco o magari una procedura che prevede il funzionario, ma credo che al di là delle battute e chiacchiere, credo che i comuni dovranno attenersi. Ma anche tra chi approva non mancano critiche. Secondo me si è parlato anche troppo, non mi pare ci sia una grande rivoluzione. Fa chiarezza sulle cosiddette unioni civili, che non necessariamente sono legate all'unione tra omosessuali. In Italia ci sono altre priorità e mi auguro che su queste priorità ci siano maggiori attenzioni. Una legge destinata a cambiare il costume trevigiano, veneto e italiano. C'è chi dice come quella sul divorzio o sull'aborto. Tutti però concordi che un conto è l'unione tra adulti dello stesso sesso, un'altra adottare bambini. Sta facendo confusione su quello che sono i diritti dei cittadini con aprire la porta verso le adozioni alle coppie gay, che è una cosa vergognosa. Un discorso sono i diritti civili, un discorso è paragonare la famiglia tradizionale con una famiglia tra due persone dello stesso sesso.